Processo da rifare. La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna per l'imam Ayaan Veapi, accusato di aver reclutato 2 macedoni residenti nel Bellunese per arruolarli nell'ISIS e portarli a combattere in Siria. Il quarantenne, che si trova tuttora in carcere, è difeso dal legale trevigiano Stefano Pietrobon. L'accusa resta in piedi, ovviamente, quindi lui è accusato di aver reclutato queste 2 persone. Come sappiamo, uno dei 2 poi si sa è morto combattendo in Siria, del secondo si sono perse le tracce. Ricordiamo che Veapi era stato arrestato nel 2016 dai carabinieri del ROS di Mestre perché è ritenuto responsabile di aver contribuito al reclutamento di 2 combattenti per l'ISIS, interfacciandosi con Bilal Bosnic, imam arrestato in Bosnia nel 2014 e ritenuto uno dei maggiori reclutatori di combattenti per conto di al-Baghdadi, il capo dello Stato islamico. La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Assisi di Venezia. È evidente che una sentenza di questo genere ci consentirà di chiedere la scarcerazione, una modifica quantomeno della misura cautelare, in ragione del fatto che è ragionevole pensare che ora che la Corte d'Assise d'Appello si riunirà nuovamente e farà una nuova valutazione, sarà trascorso talmente tanto tempo che se venisse assolto, cioè se la Corte d'Assise d'Appello dovesse prendere atto delle critiche che ha svolto la Corte di Cassazione, il signor Veapi si troverà ad aver scontato una pena anche di 3 anni e mezzo, 4 anni, del tutto ingiustificatamente.